È stata battezzata Madre Natura l'operazione della Guardia di Finanza che ha portato al sequestro di beni per 32 milioni di euro da parte dei militari del nucleo speciale di polizia valutaria del GICO della Guardia di Finanza di Palermo a presunti esponenti della cosca mafiosa di Brancaccio guidata dai fratelli Giuseppe e Filippo Graviano. Su disposizione del Tribunale di Palermo e su richiesta del locale DDA sono stati posti sigilli ad appartamenti, ville, negozi, terreni, distributori di benzina, bar e agenzie di scommesse che secondo l'accusa sarebbero riconducibili attraverso prestanomi ai fratelli Graviano, a Giorgio Pizzo, Cesare Lupo e Giuseppe Faraone. Le indagini hanno permesso di evidenziare l'infiltrazione della criminalità organizzata in settori strategici del tessuto economico cittadino, realizzata mediante la gestione di attività operanti nei settori delle scommesse, della ristorazione, della rivendita di tabacchi e della vendita al dettaglio di carburante. Ed è proprio nel settore della distribuzione di carburanti che i fratelli Graviano hanno investito ingenti capitali, acquisendo sin dai primi anni 90 aree di servizio di rilevanti dimensioni, ubicate in posizioni strategiche nei pressi dell'ingresso autostradale del capoluogo siciliano. I beni complessivamente sequestrati, ubicati principalmente a Palermo, comprendono 15 attività imprenditoriali, 21 unità immobiliari, 17 terreni e 4 autovetture, per un valore complessivo di 32 milioni di euro.